Buonasera e bentornati dopo la sosta da Udino Baggio per Roblox. Qui dal Palalido il Valdagno con il nuovo anno vuole cancellare il difficile girone d'andata e ripartire. Proprio da qui ad attenderlo c'è però il Miane. Lambert, palla alla porta, protegge sulla pressione, poi si gira a fil di palo il suo destro. Bicego imposta, va a destra da Lambert che è il più ispirato dei suoi in questo avvio. Pire, Arraz a puntare Geno, si avvicina Soldà, Arraz lo salta al destro, deviato da Rotta e poi la conclusione al volo di Pire, fa partire l'azione e la chiude pure. Il primo gol con la maglia del Valdagno porta la firma del numero 19 Valentin Pire. 1-0, 12:30 trascorse, Ceik si gira troppo leggero, insiste Soldà, vince il rimpallo su Mesfingatto e fa 2-0 Valdagno. Il gol del classe 2004, numero 11, Marco Soldà. E Ceik apre, Bortolini il rimpallo, Milovanovic di prima intenzione, largo. Pire sterza, attende, temporeggia Ceik, c'è il blocco da parte del capitano. Pire manda in volata Arraz che poi chiude alla perfezione. Un'azione con una palla strepitosa di Pire. Il gol che vale 3-0 Valdagno porta la firma di Nezare Arraz con il tocco morbido. Potrebbe essere un gol da card, da mix card di Roblox. Trovate tutte le informazioni nel link in descrizione. Milovanovic va dietro da Bortolini che poi va lungo ma sbaglia. E quindi Derek Lambert, una finta, due, ubriaca l'avversario e poi chiude di fronte a Mesfingatto. Che primo tempo strepitoso del Valdagno. 4-0 a 7 minuti e 15 dal termine. Milovanovic, Bortolini ha spazio, ci prova, Menon si rifugia in quello schema, tocco, Sbicego, sbuca Soldà alle spalle, si gira una frazione di secondo, Geno, dentro c'è Shabani, cercato ai Ceik, interviene Lambert, poi perde ancora il controllo, Geno ci prova, si tuffa Menon, Ceik, Shabani libero, appoggia ancora il 19 che va di nuovo dal numero 10, Shabani dentro da Murador, accorcia le distanze il Miane, con pazienza, con calma, trova il varco giusto. Murador dietro da Rotta, adesso Geno a puntare, c'è anche Ceik a destra, Geno sceglie la soluzione personale, 30 secondi e poco più al termine del primo tempo, Geno, Shabani dentro, non trattiene Menon, quindi concede, rimessa laterale al Miane, qui ci va Murador, dentro di prima, non marcato, tutto solo al tempo di girarsi, accorcia ancora il Miane, 4-2, 25 secondi al termine, gol di Shabani. Pire osserva lo scatto di Lambert, con la testa non ci arriva Milovanovic, Lambert brucia Milovanovic sul controllo, poi mette fuori Arraz, pressione di Milovanovic che insiste, Milovanovic! Un regalo della difesa del Valdagno, Milovanovic ne approfitta e adesso è a -1, si riapre ufficialmente. Con la botta, probabilmente Lambert, Shabani riprende palla per il Miane, la deviazione, lo spiovente, Shabani riceve, spalla alla porta, è libero, non pressato, al tempo di girarsi e servire Murador dall'altra parte che con il controllo e la conclusione sul secondo palo, fulmina così Menon, si torna in parità, rimonta incredibile del Miane, Murador punta a Raz, poi se la allunga e lo brucia, se ne va al 9, ci prova, palla fuori, Zattera cerca Gennarelli, imbestialito Murador, ruba un altro pallone, Shabani, una finta, Shabani di fronte a Menon che ci mette il petto, Valentin Pire cerca con l'esterno Soldà dall'altra parte che arriva, controllo di Soldà, Gatto non trattiene sul suo palo, il direttore di gara parte ai Ceik, solo René Sbicego in barriera, va al 19, è uno schema, Grisciai ai Ceik, controlla verticalmente, ottima palla tagliata per Grisciai si gira e non va lungo da Lambert, salta a vuoto, Rotta, quindi Lambert la mette giù, Lambert chiude sul ai Ceik, Murador punta a Raz, Murador se la sposta, poi calcia, riflesso di Menon, ci arriva Geno, la finta, poi interviene Pire, ma non c'è più tempo, finisce così, 4-4 il risultato finale tra Valdagno e Miane, grande rimpianto per la squadra di casa che è andata sopra per 4-0 nel primo tempo, grandi meriti invece al Miane che ci ha creduto e ha recuperato la partita.